Stiamo parlando un po' delle generazioni diverse, da un lato i giovani che appunto non restano sul territorio perché non hanno prospettive, dall'altro anche anziani che vanno via dal nostro territorio, però ci sono, questa è un'altra cosa che dovrebbe far riflettere, cioè non siamo un paese per vecchi ma neanche per giovani, cioè, non è bellissimo. A livello, io dicevo, l'interazione con il governo, avevo chiesto appunto alla segretaria nazionale, è a livello territoriale e regionale? A livello Avete territoriale avuto incontri, ci e sono, che cosa può essere regionale chi? no, rispetto a questi temi sì, sulla sanità principalmente e sulla non autosufficienza, su tutta la filiera del sociosanitario. Ecco, su questo sì, soprattutto sulla non autosufficienza per quello che riguarda la residenzialità, quindi il discorso che si faceva prima, le rette, il caro rette, quindi sulle case di riposo, ma anche la filiera della domiciliarità e tutto quello che si può fare ad esempio in aiuto ai caregiver piuttosto che anche la filiera, diciamo, del cosiddetto badantato. Ecco, sono tutte cose che stiamo portando avanti unitariamente, ma anche nella sanità pensiamo diciamo, allo smaltimento, cercare di anche ridurre quelle che sono le liste d'attesa per tante visite, per tanti esami. Diciamo che l'interlocuzione c'è, è faticosa e non sempre, per così dire, siamo anche ascoltati, diciamo, da questo governo regionale. Naturalmente ecco, noi rispetto a questo, al di là della delusione, diciamo così, no? Siamo sempre molto determinati e devo dire che per queste materie anche lottiamo e abbiamo delle piattaforme unitarie. Questo è molto importante perché quando ci presentiamo, diciamo, in regione siamo a fianco delle nostre confederazioni, ma anche come pensionati, il sindacato dei pensionati, siamo assieme a FNP, CISL e a WIL, quindi questo insomma ci dà anche maggiore forza. Certo che insomma è complicato, è complicato. Ecco, è complicato anche far passare il concetto che la cura, la prevenzione, l'invecchiamento attivo è un aspetto fondamentale. In Regione Veneto se ne punta tanto, perché si sa che moltissimi cittadini, voi avete commissionato con la ricerca della Fondazione Gimpe, rinuncia alle cure, rinuncia per questioni economiche, non può farlo, non ha tempi accettabili di attesa. Questo è estremamente grave. È gravissimo perché stiamo... Perché questo vuol dire regredire in un progresso sociale che... Vuol dire buttare via in realtà le potenzialità che la longevità invece offre, sia dal punto dell'attivismo e dell'invecchiamento attivo che della partecipazione di una generazione oggettivamente alla vita sociale. Il potere d'acquisto è anche questo, cioè quando abbiamo anziani che non mettono insieme il pranzo con la cena, oppure sono costretti a mangiare i beni diciamo a minor costo e quindi magari a non poter comprare le verdure, la carne corretta, cioè noi stiamo parlando di un impoverimento anche materiale che pensavamo, non dico di avere superato un po' nel nostro paese, ma in realtà che sta tornando con una drammaticità fortissima fra gente che ha lavorato e che non è stata, diciamo così, vittima magari di un disagio sociale o di un impoverimento culturale, di una parzialità della popolazione. 4 milioni sono le persone che rinunciano alle cure, specie quelle insomma più anche economicamente più esposte, pensiamo alle cure dentistiche ma anche a cure di tipo specialistico e questo è in un qualche modo inaccettabile. Io credo noi crediamo non ci sia l'adeguata consapevolezza e anche c'è una narrazione di come sta il paese molto diversa da quella che invece percepiamo noi per le cose che anche Nicoletta giustamente sottolineava e se abbiamo queste preoccupazioni nei territori più ricchi, quelli dove insomma l'economia ha corso anche più veloce, no? Insomma, con tassi di occupazione molto importanti, proviamo a pensare cosa questo significa nelle aree anche più abbandonate, le aree interne, molte parti del centro-sud. Ecco. Quindi ci sono tante cose che potrebbero essere fatte e il fatto che il governo non si confronti con le parti sociali è un grande problema. In questo non tutti i governi sono stati uguali e bisogna anche che la gente lo sappia. Non è detto che abbiamo sempre ottenuto i risultati che volevamo, ma in questa stagione l'assenza anche di ogni confronto, ogni tavolo di discussione e una narrazione di un paese molto diverso da quello che invece noi tocchiamo con mano tutti i giorni nelle nostre leghe, con
i pensionati e le pensionate è per noi fonte di grande preoccupazione. Ecco, poi a livello territoriale voi avete affrontato anche nella manifestazione, o avreste dovuto comunque approfondire il tema del discorso dell'autonomia, e poi parliamo invece a livello nazionale della fiscalità per le pensioni. Assolutamente sì, tra l'altro ecco, vorrei ricordare perché la questione dell'autonomia? Arrivo subito a dire il perché. In questi giorni, ecco, ci tenevo a dirlo, noi siamo stati, ma saremo ancora presenti nelle piazze. Ecco, al di là di fare le nostre assemblee territoriali per informare più persone, più pensionati e pensionate, siamo anche nelle piazze. È una modalità, per così dire, che ripaga molto non solo noi, la nostra organizzazione, ma anche le persone, perché soprattutto andando nei mercati incontriamo delle persone nuove che magari non sempre frequentano le nostre sedi, i nostri recapiti, e questo proprio per parlare un po' di tutto, soprattutto per cercare di promuovere quelli che sono state le raccolte firme, i 4 referendum della CGIL, diciamo, sul lavoro, sui 4 testi che abbiamo già raccolto, come anche quelli sull'autonomia differenziata. Ma noi non ci dobbiamo fermare alle firme, dobbiamo cercare di far capire alle persone il perché abbiamo raccolto quelle firme, appunto nella speranza poi in primavera di poter andare a votare rispetto a questi referendum. L'autonomia differenziata non serve assolutamente neanche alle regioni, diciamo, del ricco nord, se così le vogliamo chiamare, tantomeno al Veneto, perché sicuramente dividerà il paese in tanti piccoli staterelli quanti sono le regioni, e quindi avremo per ogni regione delle leggi diverse. Ci sarà ancora più la netta distinzione tra i cittadini di serie A e di serie B, quindi ci sarà un impoverimento ancora più grande per chi oggi già soffre, e soprattutto, che se ne dica, pagheremo più tasse, al contrario di quello che si dice, perché con nuove funzioni, nuove materie, si avrà bisogno non solo al di là del personale, ma di tutta una struttura che giustamente si interessa a tutto questo. E poi, se proviamo a ragionare su delle materie come può essere il commercio con l'estero, le infrastrutture, i trasporti, l'ambiente, come possiamo pensare che una regione legiferi su questi temi di carattere non solo nazionale ma anche europeo? Quindi ci sarà uno scivolamento al ribasso, e soprattutto tanti servizi pubblici non ci saranno più, quindi chi avrà i soldi se li pagherà, e chi non ha i soldi, chi non ha le risorse, appunto pensionati soprattutto e lavoratori dipendenti, non si potrà neanche più permettere quello che già oggi fa fatica, diciamo, a permettersi rispetto dei servizi pubblici che dovrebbero essere garantiti, insomma, sostanzialmente. Quindi appunto non posso ribattere niente perché non sono esperta del settore, però c'è l'altro punto invece che è importante, quello della fiscalità. Sì. Perché voi avete sempre sostenuto che i pensionati sono quelli che pagano costantemente sempre un fisso, no? Sì, noi siamo un paese che ha una grande disuguaglianza di tipo fiscale, sia dal punto di vista dell'equità cosiddetta verticale, cioè stiamo abbassando e riducendo il tasso di progressività, quindi chi ha di più non paga in proporzione di più, come sarebbe invece corretto e come noi chiediamo che si faccia, soprattutto in un'epoca in cui stiamo tagliando così tanto la spesa pubblica e i diritti essenziali delle persone. Il lavoro, per esempio, è tassato di più delle rendite e dei patrimoni, che è una cosa quasi senza senso, diciamo così, ma non abbiamo nemmeno l'equità orizzontale, quindi a parità di reddito, se sei un dipendente, se sei un pensionato, se sei un lavoratore autonomo, la tua tassazione è diversa. Questo è ingiusto anche per il rapporto che lo Stato deve avere con i cittadini, no? E per i cittadini di sentirsi parte di uno Stato che fa dell'equità la sua cifra. Quando anche, diciamo, nella propaganda, nella discussione, le cose che ci piace sentire a tutti ci dicono pagheremo meno tasse, bisogna pesare che cosa significa quello, perché magari per avere uno sconto di 5 euro di una aliquota IRPEF, di questo parlerà questa legge di bilancio che darà strutturalità alla riduzione delle aliquote, ma per avere magari quei 5 euro in più noi ce li rimetteremo ad esempio sulla sanità pubblica e ce li rimetteremo con gli interessi, quindi dovremmo provare, diciamo così, a fare due operazioni: uno, a poter dire che chi ha di più deve contribuire di più, e quindi che la patrimoniale in questo paese non può essere, diciamo, il taglio della rivalutazione delle pensioni, come è stato ad esempio negli ultimi 30 anni, in cui si è sempre chiesta solidarietà ai pensionati e alle pensionate
e all'unico strumento che hanno per rivalutare le loro pensioni e quindi tenere una tenuta del potere d'acquisto. Ma l'altra parte la dovremmo fare anche dentro il sistema. Noi per esempio pensiamo che la scelta della flat tax sia una scelta profondamente sbagliata e profondamente iniqua, che continua a far gravare sempre su quella fascia di popolazione un peso fiscale molto significativo, che è anche non solo nella tassazione nazionale ma anche nella tassazione regionale. Certo. Allora, questa che c'è stata il 29 è stata una delle manifestazioni che sono state organizzate. A livello territoriale ci sarà qualche cos'altro, e a livello nazionale è previsto altri territori coinvolti? A livello territoriale noi siamo già, come dicevo prima, nelle piazze, quindi non abbiamo bisogno di fare ulteriori manifestazioni, ma partecipiamo però alle manifestazioni nazionali ed eventualmente territoriali, se saranno convocate, anche di tutte le categorie dei lavoratori attivi che si stanno facendo in questo periodo, e si faranno anche perché il 31, quindi fra 2 giorni, ci sarà lo sciopero, diciamo, del comparto scuola, e l'8 invece di novembre ci sarà lo sciopero dei trasporti. E poi vedremo, insomma, perché anche poi in questi giorni vedremo se verrà proclamato lo sciopero generale nazionale, insomma, e quindi siamo in attesa di capire, insomma, se questo sarà fatto, e naturalmente le pensionate e i pensionati daranno il loro contributo sicuramente. Poi che sia una manifestazione di carattere nazionale, regionale o territoriale non importa, importa, ecco, come dicevo all'inizio, essere presenti e solidali, ma soprattutto uniti nelle battaglie, perché le battaglie non sono solo dei pensionati o dei lavoratori, sono battaglie che si intersecano, perché i temi e gli argomenti sono quelli della nostra manifestazione, ma li vediamo anche nelle manifestazioni, insomma, dei lavoratori e delle lavoratrici che lottano anche per il rinnovo dei loro contratti collettivi nazionali, che sono il loro potere d'acquisto. Infatti, a partire da lì, oltre tutti i diritti, insomma, sì, perché poi, ricordiamolo. se ci sono retribuzioni basse oppure discontinue, poi alla fine le pensioni sono quello che sono, e questo è un dato di fatto, e lì troviamo di nuovo il divario tra uomo e donna, che resta un altro aspetto molto importante da affrontare, questo senza dubbio, anche secondo me come fattore culturale, no? Quindi anche questo, perché se è stato maturato in certe realtà, in altre molto meno. L'Italia è lunga. L'Italia è lunga e culturalmente dobbiamo ancora fare tanti passi per affermare proprio il principio della parità in tutti i luoghi. Noi peraltro vediamo già gli effetti di una mancata parità sulle pensioni. Le donne prendono quasi il 30% in meno dei maschi a livello pensionistico, e questo, e soprattutto sulle giovani generazioni, significa consegnare alle giovani generazioni un futuro di povertà. Ecco, e quindi riflettere anche su questo. Siamo giunti al termine, volata la trasmissione. Allora, Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPCGIL del Veneto, grazie di essere stata qui con noi, grazie di averci anche supportato in studio Tania Scacchetti, che è segretaria generale dello SPCGIL nazionale. Grazie a voi. Grazie. Cari telespettatori, buon proseguimento, vedete la puntata come sempre nelle repliche, ma anche sul web e su YouTube. A presto.